La radio è percezione, cioè tu ascolti e immagini. Radio DJ nasce proprio dall'idea di un DJ, che è Claudio Cecchetto, ma che ha voluto costruire una radio differente rispetto ai competitor di allora, era quello di differenziarsi e identificare immediatamente un pubblico, che era quello dei giovani. Grazie a Radio DJ hai oggi uno come Gerry Scotti, che è una delle figure più importanti, Amadeus, Linus stesso, Albertino e Fiorello. Tu dimmi un'altra radio che ha creato dei fenomeni così lunghi nel tempo. Umberto, benvenuto. Grazie. Mi sento di poter aprire ufficialmente questa chiacchierata con Umberto La Bozzetta. Posso bere un po' di birra? Puoi bere un po' di birra, diciamo che sia birra. Sei arrivato a trovarci alla British School di Bassano del Grappa. Grazie per ospite di Campus Cast, un podcast con forti accenti veneti, in questo caso i miei, ma anche i tuoi acquisiti in un certo senso. Sì, sono un po' ibrido da questo punto di vista, anche se mi ritengo ormai per una parte d'età della mia vita l'ho trascorso qui in Veneto, quindi mi sento in qualche modo integrato, spero quantomeno. Molto bene. Mi dicono tra l'altro quando sono a Portogruaro, ma soprattutto a mia moglie, ma suo marito esiste, esiste questa persona, non ci sono mai. O è soltanto un concetto metafisico? Più o meno. Sì, effettivamente. Bene, benvenuto. La propensione è certamente molto local, ma anche con spunti internazionali. Abbiamo avuto modo di fare già una chiacchierata su quello che è la tua interazione con il mondo del management degli eventi, in questo caso in particolare eventi musicali. Soprattutto, sì. Che sono parte fondamentale della tua vita, o comunque transito della tua vita, nel senso che comunque tu ci racconterai da dove parti e come sei arrivato in quella che è la tua condizione professionale, umana. È divertente. Attuale. Deve esserlo. Quante ore hai a disposizione? Ne abbiamo una che dopo possiamo un attimino... No, di la verità possiamo anche sforare oggi. Abbiamo un bonus track potenziale durante la prossima ora di registrazione. Credo che un po' l'attività che un po' mi lega parte sempre dal concetto del divertimento, dell'animazione, del mondo della notte. Sono un po' i punti cardini che in qualche modo mi hanno... Sei passato per i villaggi turistici anche tu? Ho iniziato nei villaggi turistici, quindi sai, credo che tutti, cioè anche fior di politici, no? Per esempio, hanno lavorato nei villaggi turistici o sulle navi. Ecco, sulle navi è un'esperienza che non ho mai voluto fare, sinceramente non so perché, probabilmente. Sulla nave ho fatto il militare, perché ho fatto il militare marina, sono rimasto quasi... Allora si faceva il militare per 18 mesi, no? Quindi è stata una vita, però abbastanza... Se adesso vado indietro nel tempo e ricordo quel periodo, sono stati 18 mesi, a parte i primi, dove chiaramente si fa il CAR, quindi si entra in una dimensione completamente... anomala, strutturalmente diversa dalla tua esistenza. Avevo i capelli lunghi, quindi mi hanno fatto tagliare i capelli cortissimi, eccetera. Per esempio, questa cosa qui, per i primi mesi feci il CAR a Taranto, poi dopo mi mandarono alla Spezia, quindi fu uno dei motivi per cui iniziai anche a girovagare a 18 anni e mi piacque molto quell'esperienza. Da lì poi c'è un particolare che non ho mai raccontato, perché in realtà io facevo il disc jockey, no? Avevo iniziato da qualche anno a lavorare ai villaggi turistici come DJ e l'allora capitano della nave dove io fui imbarcato dopo il CAR avevano organizzato alla Spezia un mega evento, no? Dove c'erano tutto l'ammiraglio, eccetera, eccetera. Si resero conto che gli mancava un disc jockey, ci mancava qualcuno che mettesse la musica. Allora il capitano guardò sul mio librettino e professione DJ. Quindi mi fece chiamare, quindi io sono alzato dal capitano della nave e questo mi disse: senta, La Bozzetta, lei fa il DJ nella vita? Ho detto sì, faccio questo lavoro qua. E sarebbe disposto a mettere i dischi alla festa che facciamo fra 2 settimane? Ho detto ma certo che sì, se lei... Cioè, era un evento importante. E mi disse, allora va bene, lo faccia lei, cosa le serve? Mi serve l'impianto, ma soprattutto mi servono i dischi. E i dischi come facciamo a procurarceli? Guardi, li ho io. Se lei mi manda a casa, io vado a casa, prendo i dischi e ritorno. Allora mi guardò
non era previsto che io facessi, era appena arrivato, quindi non era previsto Già che in mi mandasse in licenza. sì. In realtà poi mi disse, va bene, guardi, le do 3 giorni di tempo, vada a casa, prenda i dischi e ritorni. E io feci la mia prima licenza, che non era assolutamente prevista, per andare a casa a prendere i dischi. Ma in realtà è andata a casa più che altro non tanto per i dischi, ma per stare a casa dopo 2 mesi di car, quindi era stato divertente. Tornai e feci questa serata sulla nave, una nave Indomito, che era una fregata anche molto grossa, e qui ci fu una serata bellissima dove io mi divertii in realtà, e quindi pensai immediatamente, ma se questo saranno i miei 18 mesi, tutta la vita voglio fare il militare. Ovviamente fu solo quella parentesi, poi per il resto, però da lì è stato molto più semplice, perciò vedi, c'è anche questo tipo di situazione. Mi hai no? creato un ricordo. Hai fatto il militare marino sbloccato un anche tu? ricordo. No, ai tempi appunto per una serie di esami, posposizioni e cose del genere, l'avrei fatto volentieri, ma mi hanno detto non servi, ok, quello è successo. Ma mi hai sbloccato il ricordo di quel DJ militare di Marina del telefilm College. Ah sì, è vero. Adesso non c'entra nulla io. Non c'entri nulla, ma da adesso in poi lui avrà la tua faccia, quindi. Fun fact: sapevi che il 70% di chi apprezza il nostro contenuto non è ancora nostro follower sui canali YouTube e Spotify? Se ti piace ciò che facciamo e vuoi continuare ad aiutarci ad offrirti il miglior contenuto, iscriviti e seguici. È un modo efficace e gratuito per sostenerci. Grazie per il tuo supporto. Vabbè, ma sai tutta l'invidia dei miei commilitoni, perché in realtà insomma non poteva partecipare nessuno se non quelli coinvolti nel servizio piuttosto che, e quindi lì c'era un fior di militari, diciamo così, della Marina, ammiragli, sottufficiali vari, eccetera, e quindi fu una cosa importante perché c'erano anche le compagne, le mogli, insomma, quindi fu una festa di se questo deve essere, come ho detto prima, è stato molto divertente, però una parentesi. Da lì poi ho iniziato a lavorare nei villaggi turistici, poi sono andato, dopo il militare, mi sono trasferito a Ibiza. Che strano. Sì, sono stati 3 anni che ricordo, alcuni di quegli anni, alcune cose le ricordo, altre no, però sono state estremamente molto divertenti perché ho iniziato a lavorare per uno dei primi tour operator che in qualche modo organizzava quelle che erano considerate le one night a Ibiza, cioè si organizzavano questi voli charter da Milano, partivano alle 8 di sera, 8 e mezza di sera da Linate, arrivavano a Ibiza, carico di persone, ovviamente di giovani, che poi venivano scaricati a Ibiza, e ovviamente era tutto organizzato, ma facevano il giro delle discoteche, la mattina verso le 11 venivano ripresi, quello che rimaneva, nelle condizioni in cui erano, ecco. Sì, e venivano rimessi sull'aereo e riportati a Milano, riportati a casa. Non succedeva mai niente di particolarmente strano, però insomma, era divertimento. Di suo l'esperienza, quando ancora non si usava il termine esperienza, esatto. Era edgy. Esatto. E quella era un'operazione che era legata all'allora famosa trasmissione di Italia 1 che si chiamava DJ Television, che era partner di questo tour operator, quindi di conseguenza le one night venivano organizzate da Radio DJ e DJ Television. Io ancora non ero lì, ovviamente fu il primo aggancio grazie al tour operator per cui collaboravo, con il mondo cecchettiano e il mondo di Radio DJ, che era un mondo ancora in espansione, cioè non era ancora arrivato ad essere quello che poi è diventato. Nemmeno quel livello di professionalità con cui viene inteso oggi, per esempio. No, si diceva in giro, sì, che lavoro fai? Faccio il DJ. Sì, ma che lavoro fai davvero? Sì, questa è una cosa che mi sono sentito ripetere più di una volta, ma chiaramente insomma ho sempre dato poca importanza, perché poi l'idea era quella di poter, come dire, soddisfare dall'altra parte un pubblico che in qualche modo era estremamente molto attento. E devo dirti che era anche molto più complicato rispetto ad oggi fare il DJ, perché intanto il prodotto era un pochettino da reperire, non era così semplice rispetto ai tempi attuali, e soprattutto la tecnica era anche un po' quello che considerava la differenza tra un DJ e l'altro, cioè la tecnica era fondamentale. Oggi tutta questa tecnica non serve più grazie al supporto della tecnologia,
Però allora era completamente diverso, no? Avevamo un mix, 2 piatti e soprattutto all'inizio i famosi Lenco L75-78 che sono quelli che hanno dato inizio presumibilmente a tutti quelli che come me allora facevano questo mestiere. Però era la fase in cui cominciavo a capire che mi piaceva stare sì dietro una console, ma mi piaceva stare un po' dietro nella fase dell'organizzazione. E quindi in quel periodo a Ibiza ebbi poi la fortuna o la casualità, perché poi il mio mondo è sempre stato molto casuale negli incontri che sono stati fondamentali poi per l'inizio della mia carriera. Cioè, mi verrebbe da dire però che ti sei generato in un certo senso. Ma a volte, sai, a volte c'è l'elemento fortuna. A volte sì, c'è l'elemento fortuna. Io do molta importanza alla fortuna, perché sono anche convinto che è importante essere nel posto giusto, nel momento giusto, con l'interlocutore giusto, ma questo, voglio dire, tutta questa fortuna non sempre si ha, nonostante le capacità, poi quelle le devi in qualche modo mettere in mostra se le hai nel percorso che fai. E comunque io ebbi questa possibilità grazie a Radio DJ, perché effettivamente DJ era partner di questo evento, quindi chiaramente nel tempo non c'era ancora la spettacolarizzazione della musica e delle radio allora, no? Che erano anche molto legate alla territorialità, quindi Radio DJ cominciava ad espandersi, perché fondamentalmente DJ nasce nel 1982, però era ancora una radio locale o comunque regionale, quindi cominciava ad espandersi. L'idea di poter arrivare anche in un territorio come quello di Ibiza, dove una percentuale altissima di persone che la frequentavano erano italiani, e soprattutto italiani del nord, una buona parte, quindi di cui un buon 70% milanesi, immagino. Una buona parte sì, lombardi in generale, milanesi, ma anche molti veneti, cioè nel senso che i padovani, i vicentini, i veronesi erano molto abitué dell'isola, no? Quindi di conseguenza era importante per la radio allora, che non era ancora conosciuto su tutto il territorio, di cominciare a mettere, no, con dei punti in modo da far ricordare questo nome, perché poi sai, Radio DJ nasce proprio dall'idea di un DJ che è Claudio Cecchetto, ma che ha voluto costruire una radio differente rispetto ai competitor di allora, proprio perché voleva indicare il mondo che stava, in qualche modo voleva far coinvolgere la gente, cioè DJ, quindi la musica di un certo tipo, la musica differente rispetto alle altre, quindi il concetto dell'allora pensiero di Claudio, che poi è stato poi il successo di questa radio, era quello di differenziarsi e identificare immediatamente un pubblico, che era quello dei giovani. Quindi la differenza, non scimmiottare le radio Rai, per esempio, che c'erano allora, che c'erano già, e poi le radio in network che cominciavano a espandersi, anzi le radio locali che cominciavano ad espandersi sul territorio, 105 in primis, che è stata la prima in qualche modo a fare un certo tipo di lavoro. E perciò una radio per i giovani. Ma per fare questo ha avuto bisogno anche di identificare un percorso musicale che fosse differente rispetto a quello che c'era già, e quindi lui utilizzò moltissimo con i suoi collaboratori, anche lui stesso, un volo Milano-Londra, Londra-Milano, dove andavano quasi settimanalmente a reperire la musica, i dischi che ancora in Italia non erano usciti e che sarebbero poi arrivati dopo. E quindi lui percepì, e questa è la genialità di Claudio, percepì allora che un genere musicale potesse in qualche modo essere proposto, perché in Italia ancora non era esploso, no? Quindi di conseguenza questo genere musicale fece la differenza con delle proposte musicali che ancora in Italia non erano state proposte, e perciò determinò poi il successo della radio. Io ebbi la fortuna di conoscere Claudio grazie all'allora amministratore delegato di quella radio, che chiamò dicendo: abbiamo bisogno di un referente di Ibiza perché verrà Claudio a farsi una vacanza. Allora, ovviamente, eri l'ambasciatore dunque in quel momento? In quel momento, senza volerlo, non conoscevo Valerio, non conoscevo Valorini, non conoscevo neanche Cecchetto, se non di nome ovviamente. Aveva già fatto Sanremo, aveva fatto insomma un sacco di cose, e quindi risposi al telefono e Valerio mi disse: guarda, viene Claudio, farà una settimana, viene con la sua compagna, insomma voglio dire, se magari gli date un po' più di attenzione. E io ho detto: guarda, sì, non c'è problema, ci mancherebbe altro, lo facciamo con tutti. Quella
In quel contesto capii che forse poteva essere, visto che mi piaceva il mondo della radio, mi piaceva il mondo della musica, ho detto vabbè, insomma, cioè, ci sono io, anche perché non avrebbe potuto farlo nessun altro, cioè non eravamo in tanti. Quindi quando arrivò Claudio io andai ad accoglierlo in aeroporto e lo accompagnai insieme alla sua compagna, anche se lui aveva una macchina per conto suo, lo accompagnai in quello che poi era l'albergo dove avrebbe dovuto sostare e stare quella settimana, quindi fai conto che erano 5 stelle, fuori dal centro di Ibiza. Lo accompagnai, lo lasciai e tornai in ufficio. Non avevamo ancora i cellulari, quindi quando arrivo in ufficio la persona che c'era mi dice: ma appena telefonato dall'azienda Claudio Giacchetto che voleva parlarti. L'ho appena lasciato mezz'ora fa. Lo richiamo e lui mi dice: guarda, io non voglio stare qua. Come? No, non mi piace, sono troppo distante dal centro, mi piace più la movida, voglio stare nell'hotel dove sono stato già l'anno scorso, l'Hotel Nazionale si chiama, e ho detto: Claudio, ma adesso è un po' difficile, non credo sia possibile, però verifico, che dovevo dirgli, insomma. Alla fine chiamai il direttore di questo hotel e gli disse se aveva una suite, no, ne aveva una. E lui mi disse: guarda, è occupato ovviamente, c'è una famiglia tedesca che sono appena arrivati perché erano il giorno delle partenze arrivi. E io gli dissi: guarda, proponigli se vuole andare all'azienda, non deve pagare niente, ma facciamo un change, gli do una suite di un 5 stelle con questo che ne aveva 3 di stelle, ma era nel centro di Ibiza. E il tedesco accettò ovviamente, insomma, anche perché non doveva pagare nessuna differenza, quindi lui andò lì e Claudio andò nell'hotel dove voleva andare. In quel momento io sono diventato un solvent problem. E disse, bello, è stato 10 giorni in cui lui è stato e abbiamo condiviso praticamente quel periodo. Poi lui, prima di andarsene, mi disse: tu vieni a lavorare come radio DJ perché tu sei uno di quelli che risolve i problemi. Non lo so, fu stata una questione di fortuna. Probabilmente ho avuto anche la fortuna, possiamo dire culo? Sì, si può dire. Sì, si può ormai, si può dire, quindi, più e più volte. Esatto. E quindi sai... Siamo reduci da una puntata in cui parlavamo di bestemmie senza pronunciare alcune insomma, è stato bellissimo. Come si fa a non pronunciarle? Però vabbè, se il tema era quello, vabbè. E quindi è nata la mia storia radio DJ, perché la faccio breve, perché poi insomma è stato un percorso, diciamo così, che mi ha portato in quella che poi è diventata la prima radio d'Italia, perciò acquisire tutta una serie di informazioni sui meccanismi, su cose che in qualche modo avevo sempre immaginato fossero, ma che in realtà non avevo mai testato direttamente. Il coinvolgimento in quella che ritengo oggi, ancora oggi, essere la radio più interessante che c'è nel panorama italiano, devo dirti che è stato veramente molto, io sono rimasto 10 anni più o meno, quindi insomma è stato molto educativo, formativo, posizionandoti comunque in non quello che è di fronte al microfono, di fronte alla console, ma dietro, nella console della console. Sì, dietro. Ho smesso immediatamente, mi sono anche reso conto che ero meno bravo di tutti quelli che lo facevano. Un po' pirandelliano come concetto. Sì. È sempre la gestione della gestione della gestione anche in alcuni Però casi. Sai, quindi. a volte è molto importante saper stare dietro le quinte, soprattutto perché in qualche modo non sembrerebbe, ma sei quello che poi muove certi meccanismi, no? E quindi è molto più bello organizzare e sentirsi parte integrante di un contesto, tra l'altro vincente, dove chiaramente poi studi le strategie, studi il modo per poter fare crescere quella Mi verrebbe da chiederti, a parte appunto il citare una delle più grandi invidie a quanto sembra del DJ Linus, cioè la tua rubrica del telefono in questo caso, ma anche quella va conquistata, cioè immagino, non è che così anzi non oso chiedere un'occhiata in maniera esplicita, ma lo farò più tardi. In tutte le tue esperienze ti faccio una domanda un po' più mirata. C'è stata molta sperimentazione, immagino, nella modalità di gestione, ma non soltanto nella modalità di gestione, ma anche nell'outcome, nel prodotto finale che viene presentato al pubblico. Ma guarda, quello che volevo chiederti, ecco, dopo magari ti lascio fare un'introduzione di più ampio respiro su quella che è il modo in cui scegli cosa organizzare, cosa coordinare, ma se si può fare ovviamente un riferimento a un successo di questo tipo di sperimentazioni e anche qualcosa che invece hai detto questo proprio non funziona o non funziona ancora, perché ricordiamoci che
tante volte siamo magari troppo avanti in quello che proponiamo rispetto a ciò che il pubblico è pronto a ricevere. Allora, le tempistiche affinché il pubblico possa ricevere delle informazioni sono sempre molto dilatate, quindi non si ha mai la certezza immediata del risultato. Devo dire che sono sempre a chiedermi costantemente se quello che sto facendo, nel lavoro parlo ovviamente, è giusto e se quello che in qualche modo è stata l'attività su cui sto lavorando possa poi portare i risultati che sono in qualche modo gli obiettivi che da raggiungere. Un costante approccio autocritico. Assolutamente sì, io sono estremamente molto autocritico, molto spesso mia moglie dice sempre che esagero, nel senso che dovrei farmi scivolare addosso un po' di cose, ma non ci riesco e quindi a volte mi faccio male da solo per certi aspetti, però il periodo devo in qualche modo differenziare i periodi, perché l'epoca di Radio DJ è stata per me un'epoca estremamente innovativa, perché è stata un concetto molto chiaro di identità e quindi di profilo che si era dato a quella radio, era comunque dedicata allo sviluppo di un target di riferimento molto preciso, molto chiaro, che era 18-21, poi è arrivato 18-25, quindi tu hai impostato tutto il lavoro su quel tipo di target, anche il linguaggio stesso è stato un linguaggio che ha anticipato certe tendenze, certe modi. Però era un contesto di una famiglia, era un gruppo di lavoro coeso che non ho mai più trovato da nessun'altra parte nelle mie esperienze, un po' casuale però, se vuoi, perché in quell'epoca, adesso non è che sto parlando della guerra punica, ma parlo degli anni 90, all'inizio degli anni 90, fine anni 80 e inizio anni 90, diciamo che c'era anche la possibilità di sperimentare e ovviamente rendersi conto nel tempo che se stavi sbagliando strada potevi tornare indietro, ma non era così catastrofico. Okay. La radio rispetto a quel periodo, che era molto più innovativa, ha permesso a noi che la facevamo nei vari modi ovviamente di poter imparare anche il percorso, perciò siamo riusciti ad ottenere dei risultati perché molto spesso non c'era ancora l'alternativa o la capacità di poter prendere delle misure su quel tipo di strategia. Oggi è un pochettino più complicato, per esempio, perché tu hai mezzi, diciamo così, talmente ampi che hanno spezzettato, differenziato moltissimo anche il concetto dell'ascolto, cioè perché tanto ormai oggi hai tanti device dove tu puoi... Noi ne siamo un risultato. Voi siete un risultato, effettivamente, dove chiaramente si parte sempre dalla radio, però per esempio un podcast in radio può funzionare relativamente se non in alcune ore della notte o del giorno, perché... Lucarelli, per esempio. Sì, ma anche lì devi stare attento. Allora, oggi è tutto molto frazionato, no? Quindi magari facciamo un po' il discorso avanti e indietro, ma il frazionamento dell'ascolto di un media oggi si dà in base al target di riferimento, no? E un tempo era molto più generalista, anche perché i competitor non erano moltissimi. Oggi tu ti devi confrontare con una realtà che sono le piattaforme, dove chiaramente i tempi di reazione, i tempi anche di attenzione sono diminuiti. Se tu prendi per esempio una piattaforma come Spotify, il tempo di attenzione massimo è di 2 minuti e mezzo. Ma se tu prendi TikTok, 30 secondi. Quindi tu prova a immaginare una radio che in qualche modo fa del contenuto parlato il suo business. Tu capisci che l'interlocutore o ha una certa età, infatti il target di riferimento della radio va dai 55 in su. Mentre che è lo stesso ascoltatore che negli anni 80 è cresciuto 15 anni. Sì. Ecco. Infatti è quello il percorso, no? Mentre i ragazzi di oggi non ascoltano più la radio, non perché siano disinteressati. Io insegno alla Cattolica in un master che per esempio è quello si chiama fare musica, cioè si occupa prevalentemente di educare, di insegnare ai ragazzi che fanno questo corso di come funziona un meccanismo nella musica, nella costruzione di un progetto discografico e tutta una serie di altri passaggi. Ma se tu chiedi, ed è la prima cosa che faccio quando io arrivo, siccome mi occupo della promozione, dello sviluppo di un progetto, la prima cosa che chiedo è: quanti di voi ascoltano la radio? Sono in 30 e tirano sulla mano 2.
E tu dici, cominciamo bene. Perché? Perché quello strumento, rispetto al target di 21, 22, 23, 24 anni, è sempre meno interessante rispetto ai competitor o alle piattaforme che sono molto più veloci, o decidi tu cosa ascoltare. In questo bisogna anche dire che le radio sono colpevoli, sia ben chiaro, perché non sono state attente nel tempo a migliorare questa cosa, a invogliare l'ascoltatore giovane ad essere ancora parte integrante della costruzione di quell'emittente. Quindi oggi si fa una fatica bestiale a prendere quel pubblico. Difatti tutti dicono i giovani non ascoltano la radio. Non è vero, perché poi se tu guardi le indagini, sono appena uscite, 35 milioni di italiani tutti i giorni ascoltano la radio, quindi vuol dire che evidentemente comunque ci sono molti italiani che la radio l'ascoltano. Poi è evidente che se tu vai a vedere il target di riferimento, 44-65 è il focus centrale dell'ascolto della radio, e i 18-21 sono sempre molto pochi rispetto a quelli, perché preferiscono altri strumenti di ascolto. Di contro, eccetera. Perdonami se ti interrompo, sono proprio quel target di riferimento di quelli che sono gli eventi organizzati dalle radio. E quindi la presenza appunto del... Perché lo fanno? Perché lo fanno? Perché appunto serve lo spin-off dell'emittente radiofonica per poter acchiappare quel tipo di... Oggi hai bisogno veramente rispetto al passato, cioè faccio un passo indietro per dirti che Radio DJ, quella, è stata una sorta di anticipatrice delle mode, delle tendenze, perché in realtà secondo me Radio DJ andrebbe studiata nei casi specifici di come una realtà, un media in generale, potesse essere così determinante nell'evoluzione del media stesso. Lo dico dando merito non a me, ma al lavoro che ha fatto Cecchetto, al lavoro che hanno fatto tutti gli speaker, perché in realtà quello strumento, quella radio era molto più avanti, era molto più seguita rispetto agli ascoltatori stessi che la seguivano, perché era una moda. Cioè Radio DJ era quella che ha costruito le carriere di molti artisti che oggi sono in voga. Cioè Gerry Scotti fa i numeri stratosferici con La ruota della fortuna, ma Gerry è nata a Radio DJ. Nonostante le sue capacità erano allora, lo sono adesso, enormi, però grazie a Radio DJ hai oggi uno come Gerry Scotti che è una delle figure più importanti, Amadeus, per fare dei nomi, Linus stesso, Albertino, Fiorello, cioè voglio dire, gli artisti che oggi in qualche modo imperversano nella televisione e nelle radio, bene o male arrivano tutte da lì. Tu dimmi un'altra radio che ha creato dei fenomeni così lunghi nel tempo. Non credo. Li ha acquisiti da Radio DJ, per quanto io possa ricordare, e poi li ha riproposti in quella che è una formula mediatica differente da quella che era radio. Potrei citarti molti altri nomi che sono passati da Radio DJ, che poi hanno smesso, ma che sono tantissimi. Quindi era veramente... Correggimi se sbaglio, Ringo? Ringo ha iniziato facendo il DJ in un locale, poi ovviamente facciamo un DJ rock, quindi poi è arrivato a 105. Per un certo periodo di tempo ha avuto anche un abboccamento a Radio DJ, ma poi non se ne fece nulla. Parlo ovviamente dell'inizio. Perdona se non lo ricordo, ecco, quella parentesi. No, lui è una creatura, diciamo così, di 105 per certi aspetti, poi adesso da anni lo fa anche bene a Virgin. Poi sono cresciuti molti altri speaker, però se vuoi DJ li creava, li costruiva, li trovava, la genialità di Claudio, li trovava o glieli trovavano, perché adesso voglio dire, non è che Claudio seguisse, uno dei miei compiti per esempio era quello allora, veramente epoca preistorica, di andare in giro per l'Italia, ero tra i miei compiti c'era questo, che era quello di interfacciarmi con quelli che erano i nostri concessionari, no? Sul territorio, perché i network sono nati tendenzialmente con la legge Mammì nel 1984, ma quelli che poi sono cominciati veramente ad esplodere sono quelli che arrivano alla fine degli anni 80. Quindi nella prima fase della nuova legge, quando tu potevi andare anche su altri territori, in realtà venivi ripetuto il segnale con dei concessionari del locale, come venivano chiamati, e quindi in questo caso loro prendevano il segnale centrale di Radio DJ, lo ritrasmettevano sulle loro frequenze e
questo cambio portava evidentemente ad utilizzare degli spazi di pubblicità locale che in qualche modo permetteva ai concessionari di introitare, usando il nome di Radio DJ, dei soldi dalla pubblicità locale. Questo però, siccome c'era un tempo massimo che ancora oggi fa parte della legge Mammì, che è utilizzata dalle radio, lo spazio pubblicitario, i network non possono più trasmettere la pubblicità locale da allora, ma adesso praticamente la legge ti permette comunque di avere 12 minuti totali di pubblicità all'interno di un'ora. Quindi c'erano dei cluster pubblicitari, mediamente 3 da 4 minuti o 4 da 3 minuti, poi dipendeva ovviamente. Noi, a DJ si facevano 3 cluster pubblicitari da 4 minuti, non sempre c'erano, però questo permetteva di liberare il territorio locale per splittare. Non sono molto tecnico, no? Spero che sia chiaro quello. Lo splittaggio, io sto capendo benissimo. Lo splittaggio invito i nostri ascoltatori e anche ma spiego meglio. Lo splittaggio permetteva di inserire in quello spazio di tempo delle pubblicità locali, quindi a Mantova si sentiva la pubblicità di Mantova, a Varese quella di Varese, piuttosto che a Bologna quella di Bologna o aree limitrofe. Perciò lo splittaggio non doveva superare quelli che erano i tempi massimi, cioè se tu duri 4 minuti non è che dopo, perché c'era il lancio della pubblicità e rientro, sgancio, rientro. Questo significava che molto spesso per fare business molti dei nostri concessionari sforavano, quindi invece di 4 minuti ne facevano 5, 6 minuti, quindi significava che quando tu rientravi avevi o il disco che era già iniziato o quello che stava parlando, perché era di solito a Radio DJ dopo uno sgancio pubblicitario non c'è mai parlato, c'è sempre la musica, però andava il jingle di identificazione e poi il brano. Quindi io giravo l'Italia per capire anche se i nostri concessionari fossero ligi da questo punto di vista. Ne hai sgamati un po'. Di tutto, di più. È stato veramente molto divertente questa cosa. Però poi ascoltavo le radio locali e ascoltando per esempio a Firenze una radio che si chiama tuttora, esiste, si chiama Lady Radio, la mattina ascoltavo i Baldini, che faceva gli scherzi telefonici, no? Quindi prendeva per i fondelli nel linguaggio tipicamente toscano, quindi fiorentino, le persone che rispondevano, ma era divertentissimo. Sicché chiesi di poterlo registrare, no? Registrai Baldini e lo feci sentire a Claudio. E Claudio disse, forte questo qui, facciamolo venire a Milano. Cioè la storia di Baldini nasce in maniera molto casuale, perché io ero a Firenze che stavo facendo dei controlli e sentii lui la mattina. Ma la maggior parte, anche la stessa Paoletta che oggi lavora a Radio Italia, ha più o meno questa storia, perché avevamo bisogno di una voce femminile e quindi lei arrivò perché lavorava in una radio locale di Capua, vicino Napoli, Caserta soprattutto. Oppure, che ne so, Manuela Doriani. Cioè, sto parlando di persone che sono arrivate alla radio grazie anche a questo tipo di oggi è molto più semplice. E tenevano viva la programmazione in quello che è stato il grande boom la ricerca degli anni 90, la ricerca. Appunto. La ricerca, la capacità di saper intravedere, lavorandoci, delle qualità. Io credo che Baldini oggi abbia ancora oggi il merito di aver fatto esplodere Fiorello, perché senza Viva Radio DJ, che era il programma cult degli anni 90, dove tu ridevi stando fermo, in macchina ridevi dalle battute, dalle cose, Fiorello era un improvvisatore, lo era allora, lo è anche adesso, ed è geniale, credo unico in Italia. Baldini però era quello che preparava i là, per dire questo è il tema, facciamo così. Rintuzzava era una coppia, è stata una coppia perfetta per la spettacolarizzazione di quel programma, che ancora oggi, se tu vai su YouTube, per dire, ci sono registrazioni di quel periodo che sono veramente, veramente troppo divertenti. Da lì sono nate tutta una serie di cloni, ovviamente anche lo stesso Viva Radio 2, dove Fiorello insomma ha fatto per molto tempo, anche con Baldini stesso, una trasmissione più o meno identica, e Fiorello è comunque un grande genio dei media oggi, della comunicazione, dell'impatto con la gente, insomma. Questo è un po' la storia, però non è l'unica. È solo una parte della storia, è un sì, elemento, poi, quello relativo, mi viene da uno degli elementi appunto che tu hai citato, ma non hai citato in maniera esplicita, è quello delle voci con cui tu ti sei trovato ad avere a che fare, da ovviamente backstage in questo caso, ma che hai scoperto sentendo queste voci. Cioè è un qualcosa di molto forte, perché
in un decenni ormai in cui siamo molto abituati ad avere soltanto un approccio visuale e se non sei visual non hai la possibilità di attrarre. In questo caso invece l'attrazione arriva da ciò che senti. La radio è questo. La radio è percezione, cioè tu ascolti e immagini. Quindi immagini ascoltando. Io posso essere una voce dove posso immaginarmi la ragazza che sta parlando alla radio, bellissima, bionda, con gli occhi azzurri, che sta parlando e di fronte a un tavolo tondo, quadrato, rettangolare, cioè immagino questo, perché la radio è questo, immaginazione, questo è la visual, l'ha tolto, perché oggi sei molto più preparato e in quanto stai facendo qualcosa che è completamente differente rispetto, perché è un ibrido, non è né televisione al 100% ma non è neanche la radio, perciò per esempio secondo me non tutto ciò che va in radio dovrebbe andare in televisione se tu fai la radiovisione, ma questo è un altro discorso. Tu parlavi delle voci, la scelta di Claudio era sempre quella basata sui contenuti e meno sulla voce, non era fondamentale, cosa che invece le altre radio nell'epoca basavano molto sulla voce, sulla personalità dello speaker. Era invece, Claudio cercava non voci bellissime, poi alla fine magari comunque, insomma, Amadeus non si può dire che non avesse una bella voce, piuttosto che lo stesso Linus, cioè una voce talmente, ormai sei abituato ad ascoltarlo che è come se facesse parte della tua famiglia. E quindi lo ascolti con una certa continuità, sapendo già che faccia abbia, insomma, all'epoca però non era così. Quindi cercava un po' quelle voci che avessero un po' più di carattere, soprattutto personalità, che era un po' quello che poi ha generato nel tempo la loro carriera, perché la maggior parte degli elementi che ha fatto Radio DJ, quasi tutti sostanzialmente, anche se adesso per esempio non collaboro più con la radio, comunque la loro carriera in qualche modo l'hanno fatta e continuano a farla. Quindi la personalità prima di tutto. E poi mi ricordo sempre che Claudio diceva: se non avete niente da dire, meglio un disco in più che non un disco in meno. L'importante è che sia iniziato un discorso, apritelo, definitelo, chiudetelo. Quello che oggi in radio per esempio si fa sempre meno, ma certo la radio è cambiata, gli interlocutori sono cambiati, il metodo di ascolto è cambiato e quindi si fa veramente molto fatica per avere per esempio continuità, fidelizzazione, che è parte integrante di un successo di una radio, la fidelizzazione. Come puoi pretendere di fidelizzarti se cambi palinsesto ogni 6 mesi? Cioè, capisci, non avrai mai, perché i tempi di reazione di chi ti ascolta non sono così veloci. Sì, sono veloci per te, è come quando tu metti un disco, diventa un tormentone, tanto vanno di moda, e praticamente dopo 3 mesi che hai trasuonato quel brano, lo togli e lo fai sparire letteralmente. Cioè, magari in quei 3 mesi io non mi sono ancora reso conto che quel brano potesse piacermi. Nel momento in cui magari lo ascolto per la prima volta me lo togli perché è già vecchio per te. Cioè è molto complicato anche stare dietro a certi meccanismi, ma poi li capisco perché d'altra parte c'è le case discografiche che pressano perché devono far andare avanti, devono vendere di più i progetti. Il vendere è un fatto oggi un pochettino più limitante, però gli streaming sono quelli che in qualche modo oggi... Intendo vendere anche in termini di streaming. Quello è diventato fondamentale. Un disco oggi, grazie alle piattaforme, qui torniamo indietro, ai tempi di reazione, cioè uno Spotify che detta legge, così come può essere Apple Music e YouTube stesso, cioè richiedono un tempo di reazione veloce. Cioè, quindi l'algoritmo lo richiede, non certamente, ma insomma è stato pensato appositamente, quindi dopo 3 giorni un brano è già vecchio. Dopo 3 giorni. Dopo 3 giorni o diventi una colonna sonora TikTok. Capisci che a un certo punto come fai a far costruire un progetto, a far sì che poi rimangano? Difatti i giovani di oggi fanno fatica perché non te li ricordi, è talmente tanta l'offerta, cioè abbiamo un'offerta più alta della richiesta e quindi di conseguenza gli spazi sono sempre molto... È come prendi un imbuto, tu metti, ma dopo alla fine il tubo si ristringe e quindi molti... La canzone di Morandi secondo me è propedeutica, 1 su 1000 ce la fa, no? Ci sta, però per dire, negli anni '80 questo non succedeva, cioè se tu costruivi la carriera di un artista perché ci credevi, parlo delle case discografiche, investivi nel tempo, non solo in denari, nel far crescere l'artista dandogli il tempo necessario per farlo crescere. Oggi non è più così.
tutte subito. Tutti possono fare, o tutti. tutti pensano di poter fare. Quella è una a declinazione volte, diversa. A volte succede anche che tu hai diventi hype, come oggi funziona così, e senza neanche che te ne accorgi, e diventi praticamente super popolare, no? E quindi di conseguenza su quello poi tutti vanno dietro, perché chiaramente se funziona vuol dire che evidentemente hai scatenato. Gli outcome possono essere contrastanti in un certo senso. Scatenato praticamente. Può succedere il successo, può succedere che diventi semplicemente un meme succede. e te ne vai a morire come un meme. Succede. Questo è praticamente quello che sta, l'evoluzione, poi non so se è un'involuzione, ma questo lo lascio ai posteri. Io vivo in questo ambiente, quindi in qualche modo mi barcameno tra le cose che mi piacciono e le cose che non mi piacciono. Il passaggio dalla radio all'emittenza televisiva, e quindi il trovarti a organizzare, gestire, tirare le fila, diventare quell'eminenza grigia non più dietro appunto lo strumento radiofonico ma lo strumento televisivo. Come è successo? E cosa ti ha scatenato quel tipo di attrazione? Sento dalle tue parole che tu sei ancora profondamente innamorato della radio. Perché? Io non ho mai fatto questo switch, nel senso che non sono mai passato dalla radio alla televisione. Io sono fortemente innamorato del mezzo radiofonico. Oltre a quel master sulla musica ne faccio uno dedicato proprio che si chiama Fare Radio, dove chiaramente c'è degli interlocutori che nascono. E le mie domande sulla tua componente educational stanno per arrivare, perché... Quindi non vuoi che le anticipi? No, dai, ma fallo pure, perché da educatore, quale in un certo senso mi considero appunto per un discorso di insegnamento delle lingue, tutoraggio, eccetera, voglio sentire la tua componente educational. Ma parlami un attimo dell'elemento, del non switch in questo caso. Ma credo che allora, la radio ancora oggi ha un barlume di speranza di crescita, perché credo che comunque i dati lo certificano. 35 milioni di persone che l'ascoltano, non sono tutti vecchi, quindi vuol dire che evidentemente c'è ancora un margine di crescita. C'è una componente che rispetto al passato oggi bisogna tenere presente, è il fatto che comunque ci sono molte più media, molte più radio che in qualche modo si presentano sul territorio. I network hanno smesso per esempio di essere prepositivi, che era una delle componenti che in qualche modo ha fatto la differenza delle radio negli anni 80-90. Sono diventate più o meno tutte analoghe, soprattutto nella musica, perché la musica per alcune di esse non è più determinante, non è più fondamentale, e lo dimostra il fatto appunto le piattaforme, l'attenzione diminuita, quindi la musica come strumento diciamo non prioritario ma come strumento di supporto. E quindi che cosa fa la differenza oggi di una radio? Sono i contenuti. Perciò oggi per esempio prendi una radio come Radio 24, per sua scelta editoriale ha optato per fare solo informazione, quindi parla, poi voglio dire, se è un'informazione mirata o non mirata, quello è un altro argomento su cui io non mi voglio in questo momento non voglio entrarci, ma tendenzialmente è una radio che ha una sua linea, con molti ascolti, che ha superato i 2 milioni di ascolti nel giorno medio, quindi vuol dire che comunque è molto seguita, e perciò c'è una buona parte di pubblico, e guardavo nello specifico l'ultimo quarto d'ora, che è uno degli esami, diciamo così, di valutazione dell'ascolto della radio, e devo dire che per esempio Radio 24 ha, soprattutto nelle ore notturne, un numero elevato di consensi nell'ultimo quarto d'ora, il che mi fa capire che di notte la radio è molto ascoltata. Poi chi l'ascolta, c'è tanta gente che lavora anche di notte, no? Quindi insomma non è che sto qui a dire delle novità, però per esempio loro, facendo solo informazione, non fanno altro che replicare parte della programmazione del giorno. Quindi evidentemente chi non li sente di giorno magari lavora di notte e li ascolta perché è interessato all'argomento. Mentre poi tu hai i network, per esempio, dove a parte RTL le altre di notte sono quasi insignificanti per certi aspetti, perché fanno solo musica, esatto, e finiscono le dirette. Però credo che anche costi molto poter fare 24 ore su 24. Tu prima mi hai fatto una domanda. Non ho mai fatto switch, perché la radio rimane ancora oggi la mia più grande passione, no? Perché io credo che oggi la radio possa ancora crescere in termini numerici. Però non sono un editore radiofonico, quindi capisco che le difficoltà degli editori sia quello di riuscire a fare ascolti per poi poter mantenere l'aspetto economico sulla pubblicità e sugli introiti pubblicitari.
perché per esempio le radio locali oggi secondo me sono il fulcro importante di una esplosione o di una continuità di credibilità del mezzo radiofonico, perché da lì nascono i DJ, nascono gli speaker, lì vanno a fare scuola e questo secondo me è fondamentale. Poi è evidente come i giocatori di calcio che giocano nelle squadre più piccole mirano poi ad arrivare a quelle più grandi, ed è lo stesso per chi fa questo mestiere. Le radio, anche quelle piccole, tra virgolette, regionali eccetera, hanno anche loro smesso di fare questo tipo di lavoro. E evidentemente sui giovani non hanno più quella presa che c'era un tempo, perciò i giovani non hanno più voglia di fare la radio così come accadeva negli anni passati. Perciò di conseguenza anche loro si sono adeguate. Io se ascolto una radio locale, qui siamo nel territorio del Veneto, per esempio Radio Company, Radio Belle Monella, piuttosto che Radio Bruno nel territorio dell'Emilia Romagna, Radio Norba nel territorio della Puglia, cioè da loro mi aspetto veramente molta più creatività di un network, perché loro sono la fonte, diciamo così, del mezzo. Ma poi ci sono degli editori che anche loro fanno i conti e devono mantenere delle aziende. Che tipo di risorse posso investire in questo? C'è quindi un calo di creatività? Totalmente, secondo me, nel senso che c'è perché una se hai poco budget devi compensarlo con un... Aspetta che punto. Ma non è solo una questione di budget. Immagino, sì. È una questione di budget, ma non è solo una questione di budget, è una questione anche di tempo, nel senso che devi investire per far crescere professionalmente qualcuno, poi dici io lo faccio crescere, poi arriva una radio grossa e se lo porta. Cioè se tu guardi i vari speaker che oggi sono in onda... Sono un giro di cartellini che... Sono personaggi che in qualche modo arrivano dalle radio locali, no? Cioè, io adoro per esempio Rosaria Renna, la cito perché è una carissima amica, arriva da Radio Norba, poi è andata a Dimensione Suono, adesso è a Radio Monte Carlo, però l'escalation di crescita professionale devi dargliela, perciò però immagina l'editore, dice io investo su questa persona, poi dopo arriva qualcuno e me la porta via, vabbè, ma è piuttosto normale, no? Se vuoi crescere. Però c'è sempre meno questa attenzione, difatti se tu ascolti network, la maggior parte degli speaker sono sempre gli stessi, cioè sono quelli che da anni continuano a essere in onda. E manca un po' un cambio generazionale, esattamente. Non c'è un ricambio generazionale tale da poter permettere un cambiamento così radicale. Ma ci sono però, se tu vai in giro, come si faceva un tempo, e vai ad ascoltare le radio locali, quelle meno, diciamo così, perché poi alla fine se tu prendi Radio Bruno, che è una radio che stimo molto perché è fatta molto bene, che ha sede a Carpi, ma comunque fa bene il territorio dell'Emilia Romagna, della Toscana, parte del Veneto, ha 1,2 milioni di ascoltatori, è una radio locale, 1.200.000 ascolti nel giorno medio, l'ultima indagine. Questo vuol dire che è una radio importante, non è più una radio locale. Quindi il meccanismo, difatti fanno anche una trasmissione televisiva che va in onda su Mediaset, dove fanno i programmi legati, tutti figli dell'ex Festival Bar, e quindi tutti che fanno trasmissioni più o meno simili, con la stessa musica, con gli stessi protagonisti, eccetera, eccetera. Però quello porta gente, porta ascolti. Sì. I live di cui parlavamo prima, no? Quindi danno un senso, diciamo, di appartenenza al brand, ma perché evidentemente vanno nelle piazze, offrono uno spettacolo gratuito. È giusto, quel tipo di promozione Radio DJ lo fece all'inizio, portando in giro i suoi speaker in giro per l'Italia. Quello fu determinante per far crescere un brand, cresceva il brand, meno Amadeus, meno Linus, cresceva Radio DJ. Certo. E questo lo dimostra il fatto che, per esempio, in quelle indagini, allora non si chiamavano di radio, ma si chiamavano ISER, Radio DJ era prima a Cagliari, a Nuoro, a Sassari, e non avevamo frequenze. Perché eravamo primi? Perché c'era DJ Television, arrivava DJ Television su Italia 1, il ricordo del brand, il fatto che ci fossero gli speaker di Radio DJ che parlavano di Radio DJ, ma Radio DJ non era presente con delle frequenze allora, ed eravamo primi. Quindi il ricordo del brand era molto più forte di quanto non fosse il prodotto stesso, che non veniva ascoltato perché non c'erano le frequenze. Poi sono arrivate in seguito, ma questo è molto importante oggi. Senza volerlo, ma forse neanche tanto, si anticipava quello che era una manovra di marketing, un qualcosa di studiato, una ricerca e una messa in campo di ciò che sono delle risorse di comunicazione. Comunicazione che va oltre la comunicazione in sé, ma proprio il comunicare la comunicazione. Torniamo a un elemento pirandelliano a cui sono molto legato. Ecco. In tutto ciò però, forte condizionamento ce l'hanno le relazioni. Quindi alla fine siamo sempre esseri umani. E alla fine dobbiamo trovare quelle alchimie, citando alchimie venete,
il nostro supporto tecnico, che effettivamente fanno non soltanto magari scatenare le scintille, ma creano queste catene di esseri umani, di persone, che presi di per sé magari sì, riescono a dare un ottimo valore a quello che è un progetto di comunicazione, un programma radiofonico magari in ore notturne che tu trovi in giro per diverse radio locali, in giro per tutta la penisola, se non addirittura all'estero in alcuni casi, ecco. Ma che poi riesci a mescolare in modo, ribadisco, alchemico, e ne salta fuori, oltre che una concatenazione di palinsesto, anche elementi wow. Ti senti un po' ogni tanto questo mago Merlino delle relazioni nel generare quello che poi vedi diventare effettivamente un rosario di persone che effettivamente dà un qualcosa in più? Ma non lo so, sai che non lo so. O lo vivi in maniera talmente naturale che dici, guarda, stanno bene insieme. Devo dire che lo vivo, credo che ognuno di noi poi ha un suo modo di approcciarsi al lavoro, ma anche nelle relazioni. Credo che tendenzialmente quando tu fai un lavoro di pubbliche relazioni, devi sempre valutare quale possa essere il risultato in termini proprio di impegno nel momento in cui decidi di fare quel tipo di attività. Sui media oppure sulla musica, in teoria io mi relaziono tantissimo con le persone perché poi in realtà sono parte integrante della mia mailing list o della mia rubrica telefonica, e se sono ancora oggi continuo ad avere molta credibilità, penso proprio per il rapporto che si è creato, che è un rapporto umano, non è un rapporto di mi servi, adesso ti tratto bene, non mi servi più, arrivederci, grazie. Io questo non l'ho mai fatto, spero di continuare a non farlo, perché secondo me tu sei una persona e io sono una persona, io ti chiamo, è nel mio diritto chiamarti per chiederti una cosa, è nel tuo diritto rispondermi dicendomi che non è interessante o sì è interessante. Quindi credo che tutto sommato oggi non si deve mai pretendere di ottenere dei risultati a tutti i costi perché rappresenti Tizio piuttosto che Caio, no? Ci devi arrivare in maniera graduale. Oggi io penso questo, devo dire che gran parte dei miei successi, ma anche degli insuccessi, sono nati anche diciamo così, dal modo di rapportarsi con le persone con la quale poi ho un'interazione costante, che non è solo a livelli media o discografici o di stampa o se vuoi televisivi, è proprio nel rapporto umano che secondo me è importante questo. Non lo fanno tutti, devo dirti la verità, molti sono ingombranti proprio perché magari rappresentano e hanno un ruolo fondamentale all'interno di un'azienda e ne approfittano per poter dire io sono Tizio e Caio, tu devi per forza sottostare a quelle che sono le decisioni perché io rappresento questo che oggi comanda. Io non l'ho mai fatto, anche quando ero in una posizione in cui avrei potuto farlo, non l'ho mai fatto. Perciò secondo me quello che crei è anche il modo in cui lo crei, no? Tendenzialmente. Questo a mio avviso, lo hai citato prima e quindi arrivo a uno dei punti che volevo affrontare con te, si rispecchia in quello che è il tuo ruolo di educatore, di formatore. Okay. Sì, formatore è meglio. Sì, formatore è meglio. Ecco. Beh, chi forma, anche se non se ne accorge, educa nei propri atteggiamenti, non tanto nei propri contenuti, ma nel come fa ad educare. In questo tuo lato professionale sono due le cose che ti volevo chiedere. Uno è chi ti ha insegnato a insegnare. L'altro è che tipo di talenti cerchi di individuare o come cerchi di trasmetterli ai tuoi studenti, alla tua platea, ai tuoi studenti di master. Ecco, molto spesso mi trovo ad avere a che fare con domande spesso esistenziali da parte dei nostri studenti. A cosa mi serve imparare le lingue? A cosa mi serve prendere questo percorso di studi? A cosa mi serve una certificazione? Non a cosa, ma a chi mi viene da rispondere? Perché serve prima di tutto a te. Sì, effettivamente alla fine della fiera è importante secondo me riuscire a dare a prescindere da quanto tu possa poi ricevere da quello che dai. Quindi io non ho mai ho guardato, ho captato, ho preso da molte persone con cui mi sono interfacciato in questi anni e ognuno di queste persone mi ha dato qualcosa che ho fatto mio e cerco evidentemente poi di trasferirlo. Non so se ci riesco sempre, ma in qualche modo mi piace intanto comunicare e
far capire esattamente l'utilità o meno di quel determinato atto su cui evidentemente siamo impegnati. Quando spiego per esempio ai ragazzi della radio la storia della radio, un meccanismo che ha portato quella radio ad avere quel successo, dico per esempio parlando di radio, in realtà cerco di essere più convincente possibile per far capire chi ho di fronte che effettivamente certi risultati si possono ottenere solo se lo vuoi e se sei convinto di ottenerli. Ma questo anche nella musica, perché oggi si ha la sensazione che per diventare famosi basta fare un talent e effettivamente il talent ti posiziona in un contesto elevatissimo di contatti, ma che poi dopo però se non hai niente inevitabilmente crolli. Quindi non è colpa del talent, ma è colpa di come lo vivi quel talent e di come poi sfrutti quella notorietà improvvisa che ti è arrivata nel migliore dei modi. Perciò non ho mai, non so neanche se questo che faccio, poi alla fine come lo faccio è il metodo più giusto, non me lo sono neanche chiesto, devo dirti. Ogni volta ho come tipo di risposta una serie di ok, quindi di accettazione e anche di curiosità, perché poi lo vedi nel momento in cui finisci quel tipo di lezione, per esempio, e poi dopo sono molte persone che ti vengono a chiedere altre cose. E questo vuol dire che evidentemente li hai colpiti, sei riuscito quantomeno a creare un po' più di curiosità. Nella mia attività, per esempio, di direttore di alcune emittenti, no? Su quelle più piccole che ho fatto, diciamo così, lo station manager, il direttore per esempio a livello radiofonico, sono riuscito a individuare degli elementi che a mio avviso avevano le capacità per poter crescere e quindi gli ho dato la possibilità di iniziare. L'ho fatto perché comunque è sempre quello che tu percepisci dall'altra persona che ti rende in qualche modo dotto nel cercare di dargli informazioni maggiori. Però non voglio essere così presuntuoso da dire io sono un talent scout, non lo sono, mi piace evidentemente confrontarmi, poi se c'è qualcuno che riesce anche grazie al mio contributo a crescere professionalmente io sono solo contento. In questo momento ho appena iniziato una collaborazione con Radio 2, RAI, quindi sono passato da quello che era il metodo lavorativo, no, diciamo così, degli indipendenti o comunque dei network a un metodo un pochettino più costruito, più difficoltoso per certi aspetti. O ministeriale? Totalmente, quindi ci sono dei parametri che devi in qualche modo cercare di capire meglio, di non calpestare a volte. E quindi, insomma, Ho un'ultima domanda per te sì. E un'ultima richiesta per una domanda che vorrei farti fare. Ok. Una è relativa a una delle tue esperienze, cioè quella di Casa Sanremo. Sì. Hai già mal di testa? No. No, No. Pensavo che chiamarlo in causa fosse... No, è che troppe domande così, cioè in qualche modo mi... devo spaziare, purtroppo il tempo è poco e quindi devo cercare di ricevere da te veramente il più possibile. No, ma non sono molto abituato a domande così frequenti e quindi di conseguenza... Bene, mi fa piacere averti messo un po' a disagio. È uno dei ruoli che mi arrogo in questo caso. Però ti ho risposto. Mi hai risposto in maniera eccellente, devo dire la verità. Mi viene da dire usare un altro dei miei bonus assolutamente per questa risposta. Lì ti trovi di fronte appunto a gestire eventi su scala larghissima. Ecco. 370 eventi in una settimana è da folli. Sì. Lo dico perché chiaramente però... E già i numeri spaventano, ma sfidano in questo senso. 70.000 presenze nell'arco di una settimana, anche quello è da folli. Però è Sanremo. Certo. Sanremo è Sanremo. Sanremo è Sanremo, non a caso. Sanremo è qualcosa Spero di... non mi caschi qualche tegola di trademark per questo tipo di citazioni. Sanremo è qualcosa che va vissuto, perché se tu lo racconti ma non sei stato lì non lo puoi capire. Cioè è talmente una macchina così veloce, così stressante anche, che fondamentalmente devi essere abituato ad avere una corazza attorno a tutti i livelli. Ora, Casa Sanremo è l'hub
di quello che accade, tra le tante cose che accadono negli ultimi anni ancora di più, sono talmente implementate le iniziative che non gli stai più dietro, no? Perché prima era tutto concentrato tra Palafiori, Piazza Colombo e il Teatro Ariston. Oggi attorno a Sanremo si vive la città di Sanremo, quindi sono iniziative dislocate nell'intera città, e questo grazie al lavoro che ha fatto Amadeus negli ultimi anni. Quindi ha portato dai numeri esclusivamente televisivi ai numeri sulla rete, perché i numeri dell'online sono stratosferici che non erano mai arrivati. Solo negli ultimi anni sono arrivati questi numeri, portando quindi a una riflessione totalitaria da parte delle agenzie, da parte dei media, da parte dei clienti, cioè tutti vogliono essere a Sanremo. Adesso veramente quando uno dice tutti vogliono essere a Sanremo, è vero, tutti vogliono essere a Sanremo, perché la concentrazione di attività mediatica che c'hai durante quella settimana non ce l'hai da nessun'altra parte. Immaginate la musica, dove chiaramente si formano carriere, si consolidano carriere, si creano alternative per poter andare avanti per anni. Perché vanno lì a Sanremo? Perché Sanremo poi ti dà quella notorietà che mediamente non riesci a ottenerla durante tutto l'arco dell'anno. Torno a Casa Sanremo, che è il centro di attenzione, dove accadono situazioni totalmente differenti, dove ci sono gli sponsor, dove ci sono i media, dove ci sono diciamo così, le persone curiose, dove ci sono tutta una serie di situazioni che vengono costruite ad hoc all'interno di questo hub. Quindi è molto complicato, ci si lavora un anno per un anno, finisce Sanremo e inizia quello dell'anno successivo, e ovviamente io, occupandomi del marketing, nel caso specifico quello che è il mio lavoro è cercare di raggruppare i numeri, fare in modo che la gente capisca che un investimento attorno a questo palazzo, questo Palafiori, diventi fondamentale come tipo di ritorno, no? per l'investimento che fanno, e quindi poi si differenzia perché all'interno ci sono i coinvolgimenti delle regioni, delle province, delle aziende, anche quelle più piccole. Per esempio, uno degli argomenti più importanti è la valorizzazione del territorio. Come lo valorizzi il territorio? Con le loro eccellenze. È una delle eccellenze italiane più importanti, qual è? Il cibo, il vino, il cibo. Quindi di conseguenza queste aziende hanno tutto perché la gente deve mangiare, deve bere. Beh, non è che durante la settimana del Festival canta e basta. Canta e basta, no, quello è una cosa, e lo fanno i cantanti e anche quelli che vorrebbero esserci ma che poi di fatto non lo sono, che vengono a Sanremo nella speranza che qualche manager o qualcuno si accorga che esistono. È la cosa più sbagliata secondo me che si possa fare, perché l'attenzione è già concentrata su una serie di persone, figuriamoci se gli altri che non sono lì per niente, che non sono lì per cantare, vengono a farsi notare. Ecco, quindi meglio proporsi in qualche radio locale. Sì, ma ci sono tutte. Sono tutte, cioè tutte, grosse, piccole, medie. Ci sono, fai conto, 600 radio che sono nella sala stampa Radio TV che c'è sopra il palazzo a Palafiori, sempre gestito dalla RAI, ma poi ci sono tutte le radio, Radio 2, la radio partner, media partner del Festival di Sanremo, ci sono le radio gruppo Mediaset che sono in una villa, che fanno una serie di attività, sono presenti tutte, tranne il gruppo Jedi, quindi Radio DJ, che non è mai presente a Sanremo. Radio Italia ci fa Sanremo e ci dura tutto l'anno. Le stesse case discografiche adesso prendono gli alberghi che diventano i loro quartieri generali, quindi è diventato, come dire, tutto di più, quindi va vissuto, e Casa Sanremo è uno di questi elementi che crea il festival. Umberto, concludiamo. Oltre già, che abbiamo finito. I tempi sono quelli che sono. Mi dispiace, mi piaceva questa. Buona tempora hai creato, in questo dire, caso. Un bel feeling, grazie. Spero di riaverti come ospite in futuro. Ma nel frattempo ti chiedo di dedicare qualcosa ad altri nostri futuri ospiti. Per la prima volta inauguriamo con te, appunto, la Question Time Box. Ok. All'interno di questa Question Time Box, all'interno di cotesta abbiamo appunto dei cartoncini brandizzati, sul retro dei quali chiediamo al nostro ospite, e tu appunto sei il nostro primo ospite. Poi lo devo firmare anche, immagino. Tu lo firmerai, perché ovviamente custodirò con gelosia un tuo autografo in questo caso. Mi metto gli occhiali che non ci vedo. Doverosi, come puoi notare anche dall'altra parte del tavolo. Una domanda sulla linea di quelle appunto che ho fatto a te, da rivolgere ad uno dei nostri prossimi ospiti.
Quindi Quindi nessuno l'ha fatta a me. Nessuno l'ha fatta a te, io te ne ho fatte tante, sì, certo. Tu inauguri questa nostra nuova rubrica. Esatto, bene, okay. Proprio per dirla in termini radiofonici. Sì, sì, giusto. Te la lascio scrivere con calma, ok? No, Nel frattempo io saluto i nostri followers, i nostri viewers, i nostri listeners. Ricordo sempre che tutto questo è stato sviluppato e prodotto anche grazie a Kawabanga Productions ed Alchimie Venete, i nostri supporti tecnici dietro i microfoni e dietro le telecamere. Ricordo anche che per essere costantemente aggiornati sulle nostre edizioni, l'importante sarà cliccare sulla campanella che vedete o in basso a sinistra o in basso a destra a seconda del network su cui ci state vedendo. La nostra puntata con ospite Umberto Labozzetta si conclude qui. Ringraziamo chi ci segue, ringraziamo chi ci ascolta e diamo una buona notte. Ciao, grazie, io la domanda l'ho fatta, adesso tu non la devi vedere, quindi te la lascio così, la metto già dentro, ok, l'ho firmata e grazie a voi per il tempo che mi avete dedicato e spero di poter tornare prossimamente. Grazie. Sfrutto il terzo, assolutamente. Bene. Benissimo. Finisco di bere la birra. Vai. Cheers. Buona anche. Molto bene. Cercherò di provvederne altrettanto, veramente. Grazie.